Eccoci qua, ciao a tutti, buonasera, bentrovati. Allora, vediamo intanto chi c'è. Oggi ci vediamo, forse anzi da oggi ci vediamo a un orario differente, anche perché avete visto, forse abbiamo introdotto alla mattina una piccolissima rassegna stampa prendendo i principali, o meglio, non i principali, gli alternativi titoli sui quotidiani di alcune storie che magari sono più legate al nord-est o al nazionale non mainstream. Oggi inevitabilmente molte cose nella rassegna stampa di questa mattina erano dedicate alla tragedia del Piemonte. Noi invece abbiamo scelto piccoli altri spunti, insomma, dei quali magari si può parlare durante il giorno, ci si può confrontare, che saranno tema di dibattito questa sera. Ring, vi ricordo, alle 21:15 su Antena 3. Ciao Rita, ben trovata. Luigina, buonasera, ben trovata. Gabriele, mitico, condividete, ecco, questo è anche il mio canale Telegram, lo ricordo sempre. Buonasera Nadia e Martina. Ci sono tante cose, ma un paio che soprattutto che volevo soltanto anticiparvi, perché questa sera a Ring, nella seconda parte, su Antena 3, ve lo ricordo, dalle 21:15, avremo ospite il pesce piccolo. Chi è il pesce piccolo? Ormai si sa, è abbastanza conosciuto, è Francesco Zambon, cioè l'ex funzionario dell'OMS che si è dimesso in polemica per i contrasti sul suo famoso report, che è questo, sulla sfida senza precedenti, cioè quella della lotta al Covid, e qui dove si fa un'analisi puntuale di quella che è stata la prima risposta dell'Italia, regione per regione, con le differenze di regione in regione, tutto quello che è accaduto, con tentativi ovviamente, come sapete, di nasconderlo, tutto quello che è successo. Insomma, questo che hanno scritto in tempi record è raccontato molto bene qui nel libro di Francesco Zambon, passo dopo passo, e tutti in retroscena. Ecco, nel libro di Zambon ci sono alcuni passaggi che io volevo sottoporvi, magari non avete comprato, non avete possibilità di approfondire in questo momento, ne parleremo questa sera a Ring nella seconda parte. Ciao Aldo Mitico, non manca mai. Ecco Aldo, tra quelli che mi hanno scritto, ho spiegato, non ci vedremo più alla mattina proprio perché è complicato con il lavoro, magari è più facile quella sera verso le 6, le 7 commentiamo insieme un po' le notizie della giornata. Tra le notizie della giornata ci sono questi aspetti. Guardate, io volevo prendere soltanto alcuni passaggi del libro di Zambon. Intanto un dato importante, ed è quello che riguarda un aspetto, cioè prima di pubblicare qualsiasi cosa all'OMS, quindi una cosa come questa, che è stata pubblicata in tempi assolutamente record, perché aveva l'obiettivo che si era prefissato Francesco Zambon con il suo team, di aiutare gli altri paesi, perché l'Italia viene colpita per prima dal Covid. Allora che fa? Cerchiamo di spiegare al resto del mondo cosa è successo, e in questa prima risposta si dice: guardate, l'Italia ha fatto così, con le varie differenze tra la Lombardia che aveva troppi ospedali e subito ospedalizzati, e il Veneto che invece aveva una medicina al territorio. E qui appunto nel libro viene raccontato come anche dall'OMS, da parte della comunicazione, dice: guarda che quello che stai scrivendo è politicamente sensibile, stai attento. Tutto questo viene detto dopo che è stato approvato, straapprovato, consentita la pubblicazione online, che non faceva il team di come si chiama, di Zambon, ma faceva un'altra parte, e quindi a quel punto straapprovato da tutti. A quel punto emergono i problemi, dopo che è online, e resta online soltanto 20 ore. Ma questo soprattutto dopo, dice Zambon, che Ranieri Guerra interviene dicendogli: guarda che lo devo bloccare, stai facendo riferimento, attenzione, che è scritto piano pandemico del 2006 e del 2016 che è stato approvato e riaggiornato, cosa che abbiamo capito un po' da tutti non essere vera, perché il piano pandemico del 2016 era la fotocopia, il copia e incolla del 2006, ma tutto tema dibattito e soprattutto di inchieste. Bene, due passaggi che ho scelto per questa sera per anticiparvi l'intervista di Zambon in onda questa sera a Ring. Uno è questo: sapete chi ha pagato lo studio dell'OMS con varie altre cose, ma 60 milioni di euro del Kuwait? Vi leggo questo passaggio a pagina 48. Aldo, sì, dov'è?
Claudia, ciao, ben trovata. Non so se avete condiviso, mi sono dimenticato di chiedervi di iscrivervi anche al canale Telegram. Il libro è già disponibile, la libreria su internet. Sì, adesso io non faccio la promozione, vi racconto però questi aspetti. Il Kuwait concesse all'OMS un finanziamento molto generoso, 60 milioni di dollari. Non proprio noccioline, scrive Zambon nel suo libro. 5 di questi, 60 milioni, 5 milioni di euro, da utilizzare per aiutare l'Italia nella risposta al Covid. Quindi finirono sotto la mia gestione, dice Zambon, come coordinatore per le emergenze dell'Ufficio di Venezia. La maggior parte del finanziamento era finalizzata all'acquisto di materiali da destinare all'Italia. Il Kuwait ci mette 60 milioni, 5, in realtà 3 milioni vanno a Venezia per lo studio e altre cose, il resto era destinato all'acquisto di materiali per l'Italia, acquisto che non fu mai fatto, dice Zambon, di cui si sarebbe occupato Guerra in stretta collaborazione con il ministro. Quindi scopriamo che ci danno 60 milioni di euro all'OMS dal Kuwait, di questi 65, in realtà 3 vanno a Venezia, servono per fare anche investimenti. In realtà questi vengono utilizzati, quelli per lo studio, cioè il report per finanziarlo, studiare, scriverlo, stamparlo, sono solo 102.000, il resto vengono investiti. Qual è il problema? In realtà dopo cosa succede? Gli altri arrivati dal Kuwait, che dovevano essere utilizzati tramite Ranieri Guerra, il ministro, per l'Italia acquisto materiale, non vengono usati. E dice Zambon vengono restituiti al Kuwait. Lo dice stasera in un'intervista. L'altro aspetto, mi pare che sia a pagina 96, 2 flash proprio che vi racconto e poi guardate se avete la possibilità questa sera, Ring, l'intervista a Francesco Zambon, perché parleremo anche della seconda ondata del Veneto. No, la seconda è quella del paziente zero, ve l'avevo detto, l'altro è a pagina 90 e qualcosa, 96 forse, eccolo qua. Qui scrive Ranieri Guerra come si chiama? A Francesco Zambon. Ciao Vincenzo, salutiamo anche Vincenzo. E che cosa dice Ranieri Guerra in questa lunga lettera alle 22:37, un'email che dopo mesi sarebbe diventata la famosa, la consapevole foglia di fico, quindi dopo che è stato pubblicato il report. Dice, guarda che uno degli obiettivi di speranza, uno dei sistemi di speranza, dice fondamentalmente Ranieri Guerra scrivendo a Zambon, è stato sempre il poter riferirsi all'OMS come consapevole foglia di fico per certe decisioni impopolari e criticate da vari soggetti. Abbiamo tra l'altro appena ricevuto 10 milioni di euro di finanziamento, dice. Quindi non disturbare fondamentalmente Speranza, il quale Speranza, dice Ranieri Guerra in questa email riportata nel libro di Francesco Zambon, qui ci sono tutti i dialoghi, sms, telefonate, email documentate da Francesco Zambon. Cioè che l'OMS veniva utilizzata, oltre a essere ipercriticata in quel periodo, dal nostro governo, nel fattispecie dal ministro Speranza, come foglia di fico. Cioè, come dire, è l'OMS che ce lo chiede, è il CTS che ce lo chiede, ve lo ricordate? Che poi il coprifuoco in realtà non l'aveva mai chiesto il CTS e i verbali secretati cominciano solo adesso un po' ad emergere. Quindi questo è il quadro nel quale ci inseriamo. Ultimo aspetto, la famosa seconda ondata del Veneto, quella pesantissima. Ecco, su questo non vi dico nulla perché l'intervista l'abbiamo registrata poco fa e andrà in onda questa sera alle 22:15 a Ring, dà una risposta Zambon che non mi sarei aspettato e quindi parla precisamente della zona gialla. Oggi è più facile commentare, no, post-Covid, speriamo davvero, di quanto accaduto. Bisognerebbe fare un ragionamento complessivo, dice Zambon, insomma, quindi guardatevi se avete la possibilità questa sera un'intervista alle 22:15 su Antena 3 a Ring, Francesco Zambon, perché il Veneto ha avuto una seconda ondata così forte, visto che è il tema poi al centro della commissione d'inchiesta che appunto probabilmente vedrà la luce mercoledì
in Consiglio regionale, sulla quale alla fine, come previsto, si stanno mettendo d'accordo, e quindi vedremo che cosa succede. Vi ricordo tutte le mattine la nostra piccola rassegna stampa sulla pagina Facebook per vedere i principali titoli alternativi alle notizie mainstream, diciamo, sui giornali, ce ne andiamo un po' a scavare per commentarle insieme. Stasera 21:15 su Antena 3. Vi aspetto, ciao a tutti, buona serata.